Pronti? 1, 2, 3. Segnale valido e vediamo col numero 5 Dimitri ZS velocissimo a portarsi a condurre. Su Boregal però c'è già numero 4 il volo di Dimar Zach Zumer che si porta numero su 8 Dimitri, Drazed lo impegna Wild squalificato. E dopo 200 metri è in grado di sfilare al comando. Quindi il favorito Zach Zumer in vantaggio dopo i primi 200 metri di gara, sfila su Dimitri ZS, terza posizione per Boregal, poi vediamo Chopin Griff, ancora Abramo Petral, quindi Eclair Magic e Cesare Dei Veltri. Mentre fuori corsa Stecca Dimar, come detto, squalificato. Intanto vediamo il passaggio in 44,7 i primi 600 di gara, andatura veloce per Zach Zumer che partiva con il numero 10, ma è, come al solito, molto veloce fra i nastri, è riuscito a portarsi subito sui primi e a sfondare in poco più di un parziale. Intanto 59 per gli 800, in seconda posizione rimane Dimitri ZS che sta seguendo molto bene l'andatura del battistrada e se ne va il chilometro completato nell'ordine dell'1,14 secco. In vantaggio dunque Zach Zumer, Filippo Gallo con Dimitri ZS, Maurizio Cheli in seconda posizione, in terza ci sono Boregal e Giuseppe De Filippis, più indietro gli altri con il tentativo di Eclair Magic e Andrea Farolfi di farsi luce dalla sesta posizione. Avanza all'esterno ora Eclair Magic. Zach Zumer comunque continua a guidare a buona andatura, ancora un parziale in 14,9, sta prendendo vantaggio anche da Dimitri ZS che è in seconda posizione, continua nella sua progressione intanto Eclair Magic, ma il vantaggio di Zach Zumer è nettissimo a 400 dalla conclusione. Filippo Gallo e Zach Zumer nettamente avanti a tutti quando siamo a metà della curva conclusiva. Completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo con Zach Zumer che allunga ancora nel finale, si isola letteralmente. Zach Zumer e Filippo Gallo vincono questa seconda prova del Superfrustino. Al secondo posto finisce molto bene Chopin Griff davanti ad Abramo Petral, poi Eclair Magic che non è stato fortunato in fase di partenza. Vittoria comunque nettissima, 1,14,2 con 37 a chiudere, ma quando i giochi ormai erano fatti per Zach Zumer. Filippo Gallo in sediolo, training di Emanuele Sani e Nicolò Venturi per questo 10 anni di proprietà di Stephen Ciangura, che sta correndo molto bene e oggi ha dimostrato ancora una volta sul doppio chilometro e con i nastri di essere nel suo habitat naturale.